Beh, mi pare che il PD sicuramente non si trovi in una bella situazione in questo momento, anche perché forse ha dimenticato un po' nel corso del tempo, nel corso degli anni, ha dimenticato un po' i principi ispiratori, no? Gli obiettivi verso cui doveva lavorare. E in questo momento c'è un assoluto bisogno, io credo, non solo per il PD ma per tutto il centro-sinistra in generale, di andare a investire il più possibile sui sindaci, che sono oggi l'unico collegamento vero con il territorio, gli unici che in qualche modo sanno che cosa succede sul territorio e quali sono le esigenze dei cittadini. Quando si governa una città, si governa tutta la città con tutte le sue componenti, si governa un'intera comunità, non una parte. Ecco, io credo che ci sia un grande bisogno di questo tipo di approccio, che è l'approccio che hanno i sindaci, e il centro-sinistra ha un grande bisogno, credo, di riscoprire questo metodo nella politica e forse anche di farsi guidare dai sindaci nella necessità proprio di governare il paese. In questo momento sembra quasi che al centro-sinistra interessi poco governare il paese, e invece credo che si debba governare il paese e cominciare a dire che cosa si vuole fare. E una delle questioni più importanti oggi credo che sia avere la consapevolezza del fatto da parte del Partito Democratico che il Partito Democratico da solo non ce lo può fare. La gran parte dei sindaci ha vinto grazie alle liste civiche, moltissimi sindaci non sono iscritti al Partito Democratico, come il sottoscritto per esempio, e ci sono molte pagine di storia che ci insegnano che in alcuni casi addirittura il Partito Democratico è stato, non dico un ostacolo, ma sicuramente diciamo una componente che non ha facilitato la vittoria.